All'obitorio di Treviso la cerimonia funebre per la 43enne uccisa a Cornuda. In lacrime il medico castellano di cui si era innamorata, che ha raccontato sognava un figlio, l'avrebbe chiamato Lorenzo. Alla cerimonia la famiglia di Sofia e anche quella del convivente Pascal, che si suicidò poco dopo averne denunciato la scomparsa. Chiediamo la verità, dicono entrambe. Si accascia al suolo, improvvisamente e muore, un paese sotto shock per la scomparsa di una ragazza di 21 anni stroncata da un aneurisma. Si fingono tecnici del gas o dell'acqua e usano uno spray urticante per simulare un problema, distraendo e derubando le vittime. La nuova truffa ha già mietuto diverse vittime anziane. Un altro raid vandalico alla sede MOM del Biscione a Conegliano, spaccata la porta d'entrata riparata 2 giorni fa, la rabbia dell'azienda, terzo episodio in 10 giorni. Sentenza Consob, Veneto Banca truffava gli azionisti, l'arbitro per le controversie bancarie dà ragione a 2 piccoli azionisti di Casale sul Sile che hanno visto svanire complessivamente 100.000 euro. Fine settimana all'insegna del bel tempo, ma le temperature rimarranno fresche, colonnine di mercurio in aumento a partire dalla prossima settimana. Questi i titoli dell'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la cerimonia funebre per Sofia Melnik, la 43enne ucraina assassinata lo scorso novembre e ritrovata morta alla vigilia di Natale sul Grappa. Il suo nuovo amore, il medico per il quale voleva lasciare Pascal Albanese, sospettato di averla uccisa, ha raccontato in lacrime, voleva cambiare vita, voleva un figlio. Qual era il sogno di Sofia? Quello che hanno tutti. Voleva Lorenzo. Aveva già dato un nome, Sofia Melnik, a quel figlio che non avrebbe avuto il tempo di avere, quel figlio che voleva con l'uomo di cui si era innamorata, il medico radiologo Placido Maugeri, inconsolabile alla cerimonia per l'addio a 4 mesi dalla sua scomparsa, della 43enne ucraina assassinata, il cui corpo è stato ritrovato senza vita sul Grappa la vigilia di Natale. Bella, solare Sofia, con una vita che voleva lasciarsi alle spalle, quella con Pascal Albanese, e un futuro da costruire con il nuovo amore. È arrivato un momento in cui forse nella sua vita, chi lo sa, arrivava un momento di quiete, voleva realizzare quello che voleva. Era una donna che le mancava, credo, questo passo di mamma, e quindi credeva che era il momento giusto. E io l'ho amata anche per quello, perché ho visto che c'era una svolta nella sua vita, e quella svolta è capitata a me. Parla e piange Maugeri, che racconta di una donna semplice che trovava la felicità nei piccoli gesti e sognava una famiglia, e che da ovunque si trovi ora lascia un messaggio forte a chi resta. Ci stai dicendo vivete la sta vita, perché ce n'è una sola, e come meglio potete, senza fare male a nessuno, se possibile. Alla fine della cerimonia ha abbracciato la madre e la sorella di Pascal Albanese, Maugeri, che sul rivale su cui pesa il sospetto di aver ucciso Sofia dice soltanto: poveretto, anche lui è un infelice, anche lui ha vissuto la sua vita come ha potuto. Non c'è odio quindi per lei? No, ma assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Ha vissuto con lei, quello mi fa piacere, e a lungo. E deve essere stata anche una bella storia la loro, finché è durata. Come avete sentito, presenti alla cerimonia funebri anche la madre e la sorella dell'unico indiziato dell'omicidio della 43enne, il suo convivente Pascal Albanese, morto suicida. Entrambe le famiglie ora chiedono di sapere cos'è davvero successo e perché. Sulla bara le rose bianche portate da Placido Maugeri, intorno la commozione palpabile per una giovane vita spezzata brutalmente, il saluto intenso della mamma Valentina che ancora non sa con certezza chi e soprattutto perché Sofia le è stata strappata.
La cerimonia con rito ortodosso nella piccola saletta dell'obitorio che accoglie il feretro. Familiari e amici arrivano alla spicciolata. Ci sono anche Eliane e Carol, madre e sorella dell'unico indiziato per l'omicidio dell'interprete di Cornuda, Pascal Albanese, morto suicida 10 giorni dopo la sparizione della donna. Preferiscono non parlare, si limitano a dire: vogliamo solo sapere cosa è successo e perché. Lo stesso vale per la famiglia di Sofia. Si spera in una quadratura del cerchio, che si chiuda quanto prima e che venga fatta giustizia. È questo che vuole la mamma di Sofia, la signora Valentina. Il nulla osta ai funerali è stato concesso solo quando il DNA ha confermato che quel corpo era della 43enne e quando è stato certo che non sarebbero serviti ulteriori esami. Abbia pietà della sua anima, lui che è Dio pietoso, buono e amico degli uomini. Amen. Eterno riposo la tua serva, Signore. Amen. Il feretro sarà cremato, l'urna con le ceneri riportata a casa a Kiev. Il marito della madre, Antonio Zamattia, ha letto una breve poesia che cominciava così: che il tuo sorriso possa sempre meravigliare chi ti è stato accanto, come quando si assiste all'arrivo di un'aurora. Aveva un cuore super straordinario, forse per questo che non è stata compresa. E mi dispiace, e ripeto, questo posso ripetere, che c'è gente che ne ha approfittato, che si nasconde e si nasconde perché si sente colpevole. Ma quella sul suicidio di Pascal Albanese e quella sull'omicidio di Sofia Melnik rimangono due inchieste separate. La Procura di Treviso è al lavoro e attende l'esito dell'autopsia su Albanese. Due inchieste separate, una per suicidio, l'altra per omicidio, indissolubilmente legate tuttavia da importanti indizi, un quadro a cui manca però una prova determinante che potrebbe arrivare dagli esami di laboratorio sui reperti prelevati dai corpi di Sofia Melnik e del suo presunto assassino Pascal Albanese. Le relazioni del RIS e del medico legale Alberto Furlanetto sono attese per aprile, così come quella del perito informatico incaricato di verificare il contenuto di telefoni e computer. Siamo ancora in attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo dell'ultimo compagno della scomparsa, e quindi adesso vedremo se da questa autopsia emergono degli elementi per poter collegare i due episodi, il suicidio con la morte della donna. Era scomparsa a metà novembre Sofia. I carabinieri avevano convocato in caserma gli uomini che frequentava in quel momento: Albanese, Maugeri e un geologo emiliano. 10 giorni dopo il suicidio di Pascal, i suoi biglietti d'addio, quindi il 28 novembre il ritrovamento dell'auto della donna a Maser, le lunghe ricerche, infine la vigilia di Natale, il casuale ritrovamento del corpo in un dirupo e un quadro da ricomporre tassello dopo tassello. Noi dobbiamo cercare un elemento che oggettivamente colleghi la scomparsa e il decesso della donna a un comportamento volontario e cosciente di un'altra persona. Altri indagati non ce ne sono. Non ci sono altri indagati e non abbiamo neanche elementi per ritenere che ci siano delle terze persone. Abbiamo sicuramente degli altri accertamenti da fare su alcuni telefoni che abbiamo trovato in epoca successiva all'avvio delle indagini, e vedremo cosa verrà fuori anche da questi. Le due famiglie chiedono di poter sapere come siano andate davvero le cose, ma viene spontaneo chiedersi se sia ancora possibile, se l'assoluta certezza dei fatti non se ne sia andata con gli sfortunati protagonisti di questo caso. Questo non lo sappiamo finché non avremo in mano i dati dell'autopsia, che potranno chiudere ogni dubbio o risolvere in un modo o nell'altro la questione. Evidentemente adesso non siamo in grado di dare delle valutazioni in proposito. È sotto shock Farra di Soligo per la morte improvvisa di una studentessa di 21 anni stroncata da un aneurisma. Grazie a tutti per la vostra solidarietà, non ho parole. Poche righe per ringraziare tutti coloro che in queste ultime ore si sono stretti intorno a lui, alla moglie e al figlio. È il post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Giorgio Gumirato, papà di Jasmine, la 21enne di Farra di Soligo, morta ieri all'ospedale di Conegliano per un aneurisma. La giovane studentessa si era sentita male mercoledì. Proprio il padre aveva avvertito un tonfo provenire dal bagno. Aveva trovato la sua Jasmine svenuta a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi e il ricovero in ospedale. Ma nonostante le cure dei medici, purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio.
Un dolore atroce che si è abbattuto sulla famiglia della studentessa e sul fidanzato e che in poco tempo ha travolto come uno tsunami la comunità di Col San Martino, dove la 21enne viveva. Tanti messaggi pubblicati dagli amici sulla pagina Facebook di Jasmine. Resterai sempre nel nostro cuore e ancora rimarrai sempre nel mio cuore, eri una persona fantastica e solare, ora con quel tuo sorriso illumina il cielo. E poi ci siamo conosciute a scuola e anche se ci eravamo allontanate, quando mi vedevi mi salutavi sempre con un bel sorriso. Come diceva Baden-Powell, guida da te la tua canoa. Un abbraccio a te, gumirato Jasmine, che ci guardi da lassù. Solo per citarne alcuni. Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali. Si fingono tecnici del gas o dell'acqua, una volta in casa spruzzano una sostanza urticante e convincono le vittime a riporre gli oggetti in oro nel frigo perché non vengano corrosi e poi fuggono con il bottino. È il nuovo modus operandi di una coppia di truffatori che hanno già raggirato 2 anziani a Treviso. Ancora truffe e danni di anziani, raggiri che si evolvono sempre più studiati e strutturati per cogliere di sorpresa la vittima di turno facendo leva sulle sue paure. Qualche giorno fa a Treviso, appena fuori mura, 2 uomini tra i 40 e i 50 anni si sono presentati alla porta di un anziano spacciandosi per tecnici dell'acquedotto che con la scusa di verificare una perdita dell'impianto sono riusciti ad entrare nell'abitazione. Approfittando della distrazione del padrone di casa hanno spruzzato una sostanza urticante che emanava un forte odore. A quel punto, dicendo che il composto chimico poteva corrodere gli oggetti in oro e i contanti, hanno convinto l'ignara vittima a riporre tutto in un sacchetto all'interno del frigorifero. Per completare il piano, la coppia di malviventi ha fatto esplodere dei petardi per far evacuare la casa e, sfruttando il momento di panico e confusione del signore, sono riusciti a prendere dal frigo i preziosi e a fuggire. 2 gli episodi registrati a poche ore e a qualche chilometro di distanza l'uno dall'altro. Stesso modus operandi e anziani come vittime che, resisi conto di quanto accaduto, hanno denunciato tutto alla questura che ora sta indagando per risalire agli autori delle truffe. La polizia però avverte la popolazione di prestare particolare attenzione a chi suona alla porta fingendosi un tecnico del gas o dell'acqua e di avvertire tempestivamente le forze dell'ordine in caso di situazioni sospette. Ennesimo atto vandalico ai danni della sede MOM di Conegliano. La scorsa notte è stata nuovamente rotta la porta d'entrata della sala autisti nella sede del Biscione, riparata appena 2 giorni fa. Si tratta del 3° episodio in 10 giorni. La situazione sta degenerando, sembra che nulla possa fermare i vandali, nuocendo non solo alla nostra azienda ma anche alla cittadinanza di Conegliano, commenta Giampaolo Rossi, direttore generale MOM. Giusto ieri, spiega il presidente MOM Giacomo Colladona, ho sentito l'amministrazione comunale, proprietaria dei locali, per ragionare sulla riqualificazione sulla riqualificazione dell'area in tempi brevi. Questa nuova aggressione ci conferma che il nostro impegno da solo non è sufficiente a far fronte al problema, ma serve un cambiamento su più livelli che coinvolga anzitutto le forze di polizia e gli enti locali. Ed ora 2 notizie per i risparmiatori delle banche venete. La prima riguarda una sentenza romana, la seconda la procedura per il fallimento di Veneto Banca in discussione in tribunale a Treviso. Un'altra sentenza a favore dei risparmiatori traditi delle banche venete arriva dalla Consob con l'arbitro per le controversie bancarie che ha dato ragione a 2 piccoli azionisti, padre e figlio di Casale sul Sile, che hanno visto svanire complessivamente 100.000 euro. L'arbitro per le controversie finanziarie ha accolto le nostre domande e ha condannato Veneto Banca a risarcire integralmente questi 2 risparmiatori traditi. Una sentenza che rinforza il fronte dei risparmiatori che chiedono di essere risarciti. L'arbitro ha detto appunto che i risparmiatori non erano stati informati in maniera precisa in ordine alle caratteristiche delle azioni di Veneto Banca e quindi sostanzialmente erano stati oggetto di truffa contrattuale proprio perché erano stati indotti a concludere il contratto sulla base di un'informativa carente. Intanto oggi c'è stata una nuova udienza in tribunale a Treviso sullo stato di insolvenza di Veneto Banca, che passerebbe dalla liquidazione coatta al fallimento, con la conseguente impossibilità da parte dei risparmiatori di rivalersi sull'istituto. Quello che noi pretendiamo è che il Fondo Risparmiatori Traditi, il cui decreto attuativo verrà emesso entro il corrente mese di marzo, preveda una corsia, diciamo così, preferenziale
per i soggetti che avevano fatto ricorso all'arbitro Consob e hanno appunto ottenuto ragione dall'arbitro Consob. E con questa sentenza anche Banca Intesa sarà chiamata a rispondere davanti al giudice. In quanto riteniamo che Banca Intesa è tenuta a risarcire i danni cagionati dalle Venete, come peraltro statuito anche dal CUP di Roma e dal giudice civile del Tribunale di Vicenza. La politica slitta la settimana prossima l'incontro della Lega per chiudere l'accordo con Gentilini. Intanto domani il sindaco Manildo avvia con una partita di calcio la sua campagna elettorale e continuano i contatti con i cittadini dell'unica candidata sindaco per la città. Oggi il ruolo che Giancarlo Gentilini ha insieme a quello di Giampaolo Gobbo è quello veramente dei padri nobili di questa partita e della Lega trevigiana. Sarà che ci avviciniamo alla Domenica delle Palme, ma pare proprio che al K3 tutti abbiano il ramoscello d'ulivo in mano, simbolo di una pace ritrovata con l'obiettivo di conquistare il governo di Treviso. E l'apporto dello sceriffo potrebbe essere decisivo, un concetto che Mario Conte ha tutta l'intenzione di spiegare bene a quella base che sta mugugnando. Per convincere coloro che hanno il mal di pancia l'unica soluzione è la vittoria. Di sicuro il candidato Conte riconosce l'esperienza di quelli che definisce padri nobili per le nuove leve. Possono veramente portare un valore aggiunto alle nuove leve, quale posso essere io. Il sigillo dell'accordo arriverà la prossima settimana, quando i vertici provinciali e comunali torneranno dal Parlamento. La lista sarà Zaia Gentilini o solo Zaia con Gentilini capolista? Adesso vedremo, credo che questi sono dettagli che non saranno sicuramente un ostacolo insormontabile. Intanto già martedì Mario Conte presenterà la sua lista, con idee e soprattutto volti nuovi, giovani e con una forte presenza in rosa. Candidato che non vuol sentir parlare di nomi e incarichi. Ogni posizione è assolutamente prematura e credo che non sia rispettosa neanche nei confronti dei cittadini. Oggi quello che ci chiedono è un programma serio e realizzabile, su questo ci stiamo concentrando. Una volta vinto decideremo chi fa cosa. Sugli altri fronti da segnalare l'avvio domani della campagna del sindaco Giovanni Manildo, che ha scelto il calcio come metafora elettorale, mentre l'unico candidato in rosa per la città continua a raccogliere indicazioni per il programma. Gli eventi che più ci entusiasmano sono i gazebo, dove riusciamo ad avere molti contatti con i cittadini che ci chiedono del programma. Per il programma siamo appunto in fase di stesura avanzata, perché ci incontriamo periodicamente con la lista. Insomma, a poco più di 2 mesi dal voto i motori iniziano a scaldarsi per una campagna sicuramente ancora ricca di colpi di scena. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, presentati oggi in Prefettura Treviso i risultati di 12 accordi stipulati tra pubblica amministrazione e imprese trevigiane. Ciò che noi abbiamo promosso è un vero e proprio cambio culturale che riguarda le imprese, le quali vogliono operare nella legalità, ma riguarda anche la pubblica amministrazione, la quale riconosce quello che è il valore dell'impresa nel nostro territorio. Confrontarsi e non combattersi, e questa è la linea intrapresa dagli industriali di Treviso con la pubblica amministrazione, e i risultati concreti sono arrivati, come per uno dei prodotti più commercializzati della marca, il Prosecco. Sul Prosecco abbiamo ottenuto, attraverso un lavoro che è stato fatto con le dogane, un codice appunto per il Prosecco, il codice doganale, il quale ci permette di avere una maggior tutela su questo prodotto, che è un prodotto per noi importante e fondamentale, direi, in questo periodo. Sono 12 gli accordi sottoscritti con 17 pubbliche amministrazioni. Le regole sono essenziali, le regole sono la tessitura nella quale ci dobbiamo muovere per garantire la massima legalità, soprattutto a beneficio dei più deboli. In questo quadro di regole dobbiamo cercare di evitare che le regole diventino legacci. Dobbiamo garantire quindi snellezza nelle procedure, collaborazione, dialogo, pubblica amministrazione e imprese. Dobbiamo aiutare le imprese a capire meglio le regole e quindi applicarle nella maniera più chiara. E guardando al mondo, inevitabile il commento sul mercato americano e le possibili tassazioni. C'è un'America che vuole ritornare ad essere anche manifattura e non solamente un luogo dove esportare, dove importare insomma merci, e penso che questo trend continuerà. Molto dipenderà dalla maturità che avranno i nostri politici, in particolare a livello europeo, nel capire che ci sono nuovi equilibri che vanno formati.
Infine c'è preoccupazione da parte degli industriali trevigiani per il futuro politico del paese. In questo momento abbiamo un po' ripreso a correre, in particolare la nostra economia veneta, ma non dimentichiamo che c'è un pezzo d'Italia che sta soffrendo. Ecco, oggi serve dare risposte chiare un po' a tutti e non dimenticare nessuno. Nuovo appuntamento con l'iniziativa di Antenna 3, salviamo le mura di Castelfranco. Questo è l'esempio che non vorremmo arrivare, perché qua sono crollate e soprattutto poi sono state forse utilizzate queste pietre qua. Un castello senza più le mura. Potrebbe essere questo il futuro di Castelfranco se non si interverrà in tempo. Intere porzioni della cinta abbattute per garantire la sicurezza dei cittadini. Certamente una situazione estrema, ma non impossibile vista la condizione generale della cinta castellana e il magro bilancio comunale che non permette un intervento complessivo valutato in diversi milioni di euro. Un restauro che potrebbe essere anche un investimento per tutta la Marca. Stiamo già pensando di poterle mettere a frutto della comunità, e cioè di poter utilizzare ai fini turistici. L'esempio è al di là del Musone dei Sassi, con Cittadella che ha aperto veri e propri itinerari sulle mura. Esperienze turistiche che diventano risorsa economica. Questo potrebbe essere il volano turistico utile naturalmente per mantenere poi anche la manutenzione di questa opera muraria. Intanto però bisogna intervenire subito. In questa situazione noi ci sentiamo di fare un appello a tutti, ai cittadini della provincia di Treviso, ad essere vicini alla comunità di Castelfranco per intervenire anche con piccole somme. Si possono partire dai 2 euro e naturalmente versarli a quella che è la tesoreria del comune di Castelfranco Veneto, e noi ci faremo garanti che le somme che riceveremo saranno utilizzate allo scopo di restaurare la cinta muraria. 2 euro per le mura di Castelfranco non sono una cifra simbolica, ma il frutto di un calcolo ben preciso. Nel passato abbiamo inventariato queste mura proprio per ottenere, diciamo così, il possesso, e abbiamo scoperto che è costituito da 3.750.000 pietre, mattoni, ed è evidente che moltiplicandolo per i 2 euro, ed è la somma che andremo a conseguire per il restauro totale di circa 7 milioni di euro. Restiamo a Castelfranco con la Confartigianato che compie 60 anni. Tante iniziative in programma. (1958-2018), 60 anni di attività al fianco delle imprese del territorio. La Confartigianato di Castelfranco taglia questo importante traguardo. 6 decenni fatti di successi, ma anche dei momenti più difficili di una crisi iniziata 15 anni fa e che ha segnato le aziende, ma il peggio ormai sembra essere alle spalle. Abbiamo appena raggiunto la riva del fiume, e credo che da quest'anno possiamo iniziare a pensare che sicuramente in maniera un po' più positiva. Per questo compleanno speciale è stato realizzato anche un nuovo logo, dove ogni colore rappresenta le singole categorie della Confartigianato, colori però che non restano isolati ma che si fondono tra loro. Ci sono delle categorie che sono in rete praticamente tra loro, questo vuol dire anche sviluppato nel logo, praticamente uno che crea movimento e anche che si amalgamano tra di loro. 3 i principali appuntamenti in programma per i 60 anni della Confartigianato di Castelfranco. Il 5 aprile un convegno sulle prospettive future dell'artigianato, a giugno la premiazione dei soci che con il loro lavoro hanno raggiunto importanti traguardi, e a settembre la festa degli associati e delle loro famiglie. Per questa occasione ogni azienda potrà realizzare un cortometraggio per presentare la propria attività. Verrà creato un vero e proprio film documentario che darà un'immagine dell'attività di Confartigianato insieme a tutti i nostri soci, di quello che è il saper fare e il saper produrre nel nostro territorio. Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo, ma con temperature ancora fresche, di notte vicine, se non addirittura pari a 0 gradi. Per avere temperature più elevate, quindi per vedere finalmente la primavera anche dal punto di vista meteorologico, bisognerà aspettare la settimana prossima, che sarà in gran parte caratterizzata dal sole e dal cielo limpido, e con temperature appunto che di giorno raggiungeranno anche i 15 gradi. Per Pasqua e Pasquetta potrebbero arrivare delle perturbazioni e quindi delle piogge temporali, ma si tratterà di fenomeni di breve durata che non dovrebbero rovinare il ponte pasquale.
pasquale. E allora intanto cediamo la linea al meteo per vedere che cosa ci aspetta nelle prossime ore. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà un sabato caratterizzato dal bel tempo prevalente su tutte le nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio del 24 marzo. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori, non sono previste piogge, ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche addensamento, ma del tutto innocuo. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi in aumento oscillanti tra i 7 e i 12 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche sulla nostra regione sarà bel tempo, prevalenza di sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime comprese invece tra 10 e 12 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, cielo molto nuvoloso sui settori meridionali ma senza piogge, ma più spazi soleggiati altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.